Siamo alla fiera di San Martino, Piazzola sul Brenta. Guardate sti pony meravigliosi. Che belli. Che belli. Tranquilli. Belli. Sono favolosi. Qua abbiamo i cavalli. Aspetta che mi metto la giacca. Hai visto? Guardate che belli. Se tu segui. Sta mangiando, vedete che bello. Che bel esemplare. Vede il bambino in sella. Guardate che bello. Vedete? Che meraviglia. Guardate che belli. Peccato, sono arrivato un po' in ritardo. Però sti pony qui sono una meraviglia. Guardate che meraviglia. Stanno mangiando, vedete? Peccato che non li abbiamo visti tutti. Qua abbiamo le galline e non abbiamo fatto ora a vederle, vedete? Ma se puoi venire qui dentro, No, sono chiuse qua. Va bene. Sono arrivato in ritardo, scusi. Faccio vedere il bambino, facevo vedere. Non era un problema, hai capito? Non si può vederlo. Le mucche, vero? Ormai le avete già caricate. Va bene, dai. Fai fare la foto No, dai botti. Eccole qua. Ecco, vi faccio vedere se riesce a tirarle giù un po'. Sì, viene fuori qualcosa, sì. Che gentile che è. Vedete le mucche? Ormai le hanno già caricate. Sì. Viva, ti dai botti. Va bene, dai, siamo in fiera qui, dai. Andiamo a guardare quanti banchetti. Allora, questo è ceramica. Quello di... Tiri e accompagni. Vedete tutti i prodotti che ha fatto il signore. Ecco. Che meraviglia. Lei cosa sta facendo? Un piccola ripresa per fargli vedere quanto bravo è. A chi è dopo che fa vedere la ripresa? E i bambini. Ah, beh, allora no. Aspetta un attimino, fermo a vedere tutto. Bravo, dai. Tira. Bravo, bravo. Vai staccato. Tira. Vedete? Tira. No, corre. Prendi questo, prendi. Guardate che bei. Tira, no, a fine. Tira. Belli, belli, dai. No, alla fine. Andiamo a vedere quanti banchetti. Tira. Tira. Vedete? Tira. Ah, poi perché a partire da Qui abbiamo che le capanne, vedete? Per fare il presepio. Che bravo. Signore, vedete? Guardate che belle. Tutte fatte dal signore, vero? Bravo, bravo. Tutte e tre. Guardate le capanne, queste che belle. Belle, belle, dai. Dai,
Cinzia, Bea! Antica fiera di San Martino, Piazzola sul Brenta. Abbiamo i taglieri, vedete? Mi figuro come fa. Belli dai. Allora, capo, io è un figlio di entrate che va. Magari. Finché sono riuscito. Luego proprio. Però se no, è da era una Ormai. Piccolo video dai. Siamo stati anche a San Martino, che so sempre l'antica fiera di San Martino. Bella veramente. Un attimo. Anche qui abbiamo degli animali. Guarda che Guardate queste galline che meravigliose. hai visto che colori che ha? Belle, belle dai. Vedete? Guardate che belle. Che belle ste galline, Serenella, favolose. Guarda Serenella che razze meravigliose, belle. Ah, che spettacolo. Che razze. Andiamo a vedere qui. Guarda che belle anche queste, Serenella. Qua abbiamo i porcellini d'India, vedete? Questo è il piatto di più. Ah sì. Portiamo a casa, Nathan? Oh che belle. Qua abbiamo le quaglie. Bella questa gallina. Guardate che belle. E sono in gabbia, non si può. Come vengono? Serenella, hai visto sta razza spettacolare? No, questa no. Questa non l'ho mai vista da nessuno. Che belle queste. Sì, ce l'ha. Bella per sta razza qua. Sai che tiro giù i polcini che non li ho mica visti io, ah, che bella. Che belli questi. Guarda quanti, Serenella. I cucini. Li vendi, sì. Ah, i coniglietti non li ho mica visti, i piccolini. Dove si prendono? Dopo ritorniamo. Dopo vieni che dopo ne prendi uno in mano. Ah, sì, i porcellini d'India questi qua. Ah, che bello, guardate il signore, ce li fa vedere. Poi torni qua da me quando ti do Guardate. Guarda. Siamo così. Serenella, vieni a vedere il porcino d'India È il accarezzato. nonno che va, lascia stare. Lascia. Andiamo, poi ritorniamo. Va bene. Guarda che bello. Ma cosa c'è con Puoi carezzarlo, che bello. No, i porcini d'India sono buonissimi. Sono coniglietti nani. Questi. Coniglietti Ah, nani? coniglietti nani sono. Sì, sì. Ah, questo coniglietti nani questi qua. Restano piccoli così. No, crescono un altro po', Un altro po' così. solo, che Sono gli belli. 800 grammi. Vivono 10 anni, vero? Dipende come si tengono. Quanto? No, non c'è niente in vendita. Ah, solo a vedere in mostra. Che belli.
Deve a casa sua. Poi lo do una prendere. Si può avere l'indirizzo? Si può avere l'indirizzo degli Qua, animali là? dei bigliettini. Aspetta un attimo. Qua fanno da mangiare, vedete? Grazie. Li vendete anche voi dopo, vero? No. Ah no, solo visitare. Con i bambini si può venire a ogni modo allora? Benissimo, grazie. E qui chiudo, dai. Siamo sugli ultimi banchi, qui era possibile anche riprendere. Vi saluto tutti. Saluto anche il mio amico Francesco Marchiori da Verona, un grande. La sua zampa è Che bello. Guardate che belli. Adesso parla anche lui. Dice basta, cosa avete qua? Avete stufato tutta sta gente. Quante razze. Questi sono tutti falchi, Anche quella non è un'aquila, quella là. Non so, questa forse è un'aquila, non lo so. È un'aquila questa qui? Sì, è un'aquila. Secondo me sì. Cioè, dovrebbe essere un'aquila per... Sì, però no di quelle grandi reali, vero? Quelle più piccole. Bella, bella. Abbiamo tutti della stessa idea allora. No, più che altro perché vedere il piccolo così, a parte che E poi li hanno anche messo. Sono poiane queste qua, falchi. però il fatto che li lasci tanto Che belle. e poi almeno metterli vicini. Mi viene fuori quell'istinto tipo quando pigliarmi il cappuccio nero all'alto per liberare. Che bella. Aquila! Aquila! Chiamala che si gira. Guarda che becco che ha. Questa è un'aquila, Vedete? Guardate che bella. Va bene, dai, chiudiamo con l'aquila.